Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dopo la tregua in Medio Oriente crollano i prezzi di petrolio e gas, ma non quello dei carburanti in Sicilia, che anzi continuano a salire. Automobilisti furibondi, consumatori e sindacati chiedono al governatore Schifani di utilizzare i fondi regionali. Nuova sconcertante situazione a Niscemi. Dopo la frana di gennaio, nessuno sa come distribuire i soldi raccolti con le donazioni alle 60 famiglie sfollate. Il denaro resta fermo. Al via l'8 giugno a Palermo il processo per l'eccidio a colpi di pistola di 3 ventenni un anno fa a Monreale. Dovranno rispondere di strage i 3 giovani dello Zen, autori della sparatoria. All'origine una rissa nata per un motorino condotto in modo spericolato. Caltanissetta, ventenne, fa irruzione in casa dell'ex compagna incinta e la picchia. Arrestato. Era già stato indagato per maltrattamenti. La donna è al 7° mese di gravidanza. Nella zona industriale di Catania finalmente è stilato il cronoprogramma di interventi per la riqualificazione. Si parte dalla terza strada, attualmente in totale stato di abbandono. Musica a Ragusa, il commovente ritorno di Giovanni Allevi. Dopo gli anni della malattia, accolto con calore il pianista e compositore in tour in Europa per celebrare rinascita e speranza. Calcio, Catania avanti con Viali, nonostante il KO con il Picerno, lunedì trasferta a Crotone per consolidare il secondo posto, assenti Casasola e Jimenez. La regione siciliana entra nel progetto da 300 milioni per il restyling dello stadio Renzo Barbera. Palermo torna in corsa per UEFA Euro 2032. Bentrovati. La tregua in Medio Oriente non incide sul costo dei carburanti in Sicilia. Questa mattina prezzi anzi ancora in aumento nelle stazioni di rifornimento. Per i sindacati di categoria gli effetti non sono immediati. I consumatori, naturalmente gli automobilisti, sono sul piede di guerra. Emanuela Corsi. Sollacci. Qua 4,90 € la Vespa. E con me ne Vespa, poi dopo mi cattusce come noi cosce a ciavagliare. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran con lo stop alla guerra di 2 settimane non ha effetti sui prezzi dei carburanti in Sicilia, che continuano ad aumentare. Fino a ieri qua meno si poteva fare, oggi è aumentato anche qua. Nonostante il prezzo del greggio sia sceso sotto i $100 al barile, benzina e diesel registrano nuovi aumenti. Il diesel supera i 2,20 € in modalità self-service, mentre la benzina 1,75 €. Neanche il taglio delle accise del governo Meloni riesce a contenere questi rincari. Ma com'è possibile che questi prezzi aumentano sempre? Lo Stato, chi non vuole abbiare i bombi, chi non vuole fare cose, e dopo questo si fatte. Sono delle spese che uno affissa tutti i giorni e quindi per il medio lavoratore sono grossi problemi. Siamo scocciati. Non se ne può più, sono tutte tasse praticamente. Poi c'è il paradosso siciliano. Nonostante la presenza del petrolchimico di Priolo, il più grande polo d'Italia che tratta ogni anno milioni di tonnellate di greggio trasformandolo in benzina, gasolio, GPL e prodotti petrolchimici, l'isola non gode di alcun trattamento fiscale privilegiato. In buona sostanza, la Sicilia paga il costo ambientale ma anche il prezzo più alto dei carburanti a livello nazionale. Voglio chiarire che gli effetti alla pompa non saranno immediati, esiste un ritardo fisiologico nella filiera. Prevediamo quindi per l'immediato un assestamento su valori elevati o lievi rincari residui. Intanto sindacati e associazioni chiedono al governo Schifani di utilizzare una parte dell'avanzo di gestione da quasi 2 miliardi per abbattere i costi dei carburanti. Niscemi, a oltre 2 mesi dalla frana, le risorse economiche per gli sfollati ci sono, ma non i criteri su come distribuirle. Il comitato evento franoso, formato dai senza casa, sollecita il comune. Serve, dicono, un intervento immediato. Gerri Italia.
I fondi ci sono, ma restano fermi. A Niscemi, a più di 2 mesi dalla frana del 25 gennaio, gli aiuti economici destinati alle famiglie sfollate non sono ancora stati distribuiti. Nelle casse comunali sarebbero già disponibili somme importanti arrivati da privati e da associazioni, e a queste si aggiungono i 300.000 euro donati dal Movimento 5 Stelle dopo la visita di Giuseppe Conte e i 46.000 euro stanziati dall'ANCI. Risorse vincolate proprio al sostegno dei cittadini colpiti, ma al momento senza criteri definiti per l'assegnazione. Ed è proprio questo il nodo, l'assenza di un piano chiaro che consenta di sbloccare gli aiuti. La denuncia arriva dal Comitato Evento Franoso di Niscemi, che chiede un intervento urgente all'amministrazione comunale, al sindaco e al consiglio per stabilire regole semplici e trasparenti e procedere immediatamente con i pagamenti. Si suggerisce un contributo di almeno 1.000 euro per ogni nucleo familiare composto da una sola persona, con una quota aggiuntiva di circa 200 euro per ciascun altro componente del nucleo residente nella zona rossa alla data del 25 gennaio 2026, e un ulteriore contributo di 200 euro per ogni familiare titolare di legge 104 o di età superiore ai 65 anni. Ciò che chiediamo inoltre è che i contributi vengano erogati fino a esaurimento delle somme disponibili. Un modello che ricalca quello del contributo di autonoma sistemazione, già utilizzato in altre emergenze e che permetterebbe di distribuire rapidamente le risorse fino al loro esaurimento. Intanto, per le famiglie sfollate l'attesa continua e mentre i fondi restano bloccati, cresce la richiesta di risposte immediate e concrete. Vedremo, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda veramente paradossale. A Camastra, nell'Agrigentino, è ancora in condizioni critiche l'operaio caduto da un sollevatore mentre era al lavoro in un cantiere. Feriti altri 2 colleghi, sequestrata l'area dai carabinieri che indagano su quello che è capitato. Davide Sardo. Si rischia ancora di morire sul lavoro e questa volta poteva essere una strage. Un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Caltanissetta dopo un grave incidente in un cantiere di via Giovanni XXIII a Camastra nell'Agrigentino. È un operaio di Canicattì trasferito in elisoccorso al Santeria, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. Stava lavorando insieme ad altri 2 operai a lavori di manutenzione a circa 3 o 4 metri di altezza quando il cestello del sollevatore sarebbe improvvisamente sganciato, facendoli precipitare al suolo. Gli altri 2 feriti, tra cui il figlio della vittima più grave, sono ricoverati all'ospedale di Agrigento. Le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro. I carabinieri di Camastra e Naro stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Rinviati a giudizio 3 giovani per la strage di Monreale, costata la vita un anno fa a 3 ventenni. All'origine una rissa nata per un motorino condotto in modo spericolato. Prima udienza l'8 giugno a Palermo, ammessi come parti civili i familiari delle vittime. Simona Mazzone. Hanno avuto un ruolo determinante nella strage di Monreale, in cui la notte tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno sono stati uccisi il 23enne Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria sono rimasti feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne. Così il GUP Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni. Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il comune di Monreale e la regione siciliana. Sono state respinte le richieste di costituzione del Codacons e di 2 associazioni. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 8 giugno. La notte della sparatoria scoppia per un diverbio una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi e di una banca e a diversi testimoni. Conti e i 2 suoi amici, tutti di Palermo, litigano con le vittime perché invitati a non guidare in modo spericolato con lo scooter, visto che le strade del paese sono piene di persone perché è in corso una festa religiosa. Conti, secondo il racconto di alcuni testimoni, esplode diversi colpi puntando dritto contro uno dei ragazzi che cerca di fuggire. Il 19enne poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Nell'inchiesta sono stati coinvolti anche altri giovani che sono accusati di aver partecipato alla rissa. La loro posizione è stata stralciata. Ancora violenza nei confronti di una donna. A Caltanissetta un 23enne è stato arrestato dalla polizia per aver picchiato l'ex compagna incinta al 7° mese.
Rita Cinardi. Non si è fatto scrupoli nemmeno davanti al fatto che fosse incinta al 7° mese e ancora una volta l'ha picchiata violentemente. Momenti di paura a Caltanissetta, dove una donna è stata aggredita in casa dal suo ex compagno. Il giovane, 23 anni, avrebbe prima danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione per riuscire ad entrare e poi si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con schiaffi e spintoni. Durante l'aggressione le avrebbe anche strappato il cellulare dalle mani distruggendolo. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima e poco dopo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Quando le volanti sono arrivate nell'appartamento, il 23enne era ancora all'interno della casa. Si era rifugiato nella camera da letto della donna e si era coricato sul letto, vestito come se nulla fosse accaduto. Il giovane è stato arrestato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Il 23enne era già stato indagato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della stessa donna ed era stato anche destinatario di un avviso orale del questore. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi da lei frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri e di non avere alcun contatto con la donna. A Mascalucia svolta nelle indagini sull'assalto notturno al bancomat messo a segno nei giorni scorsi. Lo vedete, grazie a un ordigno artigianale, detto marmotta, che ha fatto saltare in aria lo sportello dell'ATM. 2 nuovi arresti, un uomo e una donna di San Pietro Clarenza, nel cui garage i carabinieri hanno trovato un congegno uguale a quello utilizzato per l'assalto. Questo è il garage, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva. In precedenza i carabinieri avevano messo le manette ai polsi dopo un lungo inseguimento al terzo componente della banda, originario di Francofonte. Zona industriale di Catania, finalmente stilato il cronoprogramma di interventi per la riqualificazione. Si parte dalla terza strada, che attualmente è in pessime condizioni, come vediamo nel servizio di Tonino De Mana. A distanza di 8 mesi dalla conferenza stampa che annunciava interventi per 50 milioni di euro, finalmente qualcosa si muove alla zona industriale di Catania. Secondo un cronoprogramma ben definito, i primi cantieri si apriranno alla fine del mese sulla terza strada, cui si riferiscono le immagini, e l'inizio dei lavori è subordinato alle attività preliminari di pulizia tra l'incrocio con la 20ª strada fino all'intersezione con la 13ª strada. Siamo nel blocco cosiddetto Pezza Grande, attualmente in stato di totale abbandono, dove i pericoli sono molteplici, da quel che resta di marciapiedi alle buche, passando per la vegetazione incolta che ricopre persino la segnaletica già di per sé fatiscente. L'ultima settimana di aprile partiranno i lavori proprio appunto da questa strada in cui ci troviamo in questo momento e speriamo che possa diventare una realtà, soprattutto che possa mettere in sicurezza l'area. I marciapiedi presumo e spero, auspico che facciano parte di quello che è la riqualifica del manto stradale. Per quanto riguarda gli sparti traffici è ben evidente che gli stessi non permettono né una chiara visibilità e soprattutto un pericolo enorme di incendi per tutti i lavoratori. Sarà un miraggio perché una cifra così importante nella zona industriale non è mai stata stanziata. È anche vero che è una goccia in un mare rispetto ai lavori che dovrebbero essere fatti. In attesa di interventi concreti si corre ai ripari con i soliti rattoppi, come in questa rotatoria all'altezza della 13ª strada, la cui pericolosità era stata evidenziata con alcuni avvisi nelle aziende come ST. Le voragini sono state finalmente tappate, restano gli enormi cespugli che invadono la sede stradale, nascondendo in parte anche i guardrail. Fra poco l'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trentino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Presentato a Catania il nuovo collegamento con Montreal in Canada, che rafforza i legami tra i due paesi. Un altro passo importante per lo scalo prossimo alla privatizzazione. Lorena Dolci. C'era una volta una casetta in Canada.
Ma dietro quel motivetto popolare negli anni 60 c'è oggi un mercato dinamico da 1,5 miliardi di consumatori. La nuova tratta di Air Canada, che collegherà 3 volte a settimana da giugno a ottobre Catania a Montréal, non è solo un volo, ma una finestra sul mondo che ospita una delle più vaste comunità di italiani all'estero, oltre 1,5 milioni. Tra i nostri due paesi sono sempre di 8 anni alleati, amici, e quello è più importante che mai. In un mondo che ha tante sfide ha bisogno di paesi come l'Italia e il Canada che apporta soluzioni. Un ponte per turisti, studenti e imprenditori che in 9 ore e mezzo di viaggio rafforza i legami commerciali e culturali tra i due paesi. Lavoriamo insieme sull'intelligenza artificiale, sul clean tech, energia, le cose ambiente, le sfide anche sull'aerospaziale. Dopo il collegamento con New York arriva anche Air Canada a rendere sempre più appetibile lo scalo di Catania, ormai prossimo alla privatizzazione. Nel caso in cui non ci siano, ripeto, novità di qui a un paio di settimane da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potremo procedere con la pubblicazione delle manifestazioni di interesse. Sappiamo che sono già tanti i player nazionali e internazionali interessati. Io ritengo di sì, perché abbiamo avuto contatti in questi anni con soggetti interessati da tutte le parti del mondo. Da Catania a Palermo, Palermo città della legalità. Il Comune lancia un progetto per i giovani, un'iniziativa che è stata presentata a Palazzo Palagonia alla Gancia. Obiettivo: diffondere tra gli studenti la cultura della cittadinanza responsabile. Marco Cullà. Palermo, città della legalità, è il progetto promosso dal Comune di Palermo e presentato questa mattina a Palazzo Palagonia alla Gancia. L'iniziativa nasce da una regia precisa, la promuove il Comune di Palermo attraverso l'assessorato ai beni confiscati alla legalità, con l'obiettivo dichiarato di portare nelle scuole gli strumenti critici per comprendere il valore del bene comune e costruire una cittadinanza consapevole. I destinatari principali sono i giovani, ai quali il progetto vuole offrire non soltanto concetti, ma riferimenti concreti su cui misurare le proprie scelte quotidiane. Credo che questo percorso, che è un percorso multisoggettuale dal punto di vista della organizzazione e che si rivolge direttamente alle scuole, è esattamente integrato ed integrabile con tutto quello che nei quartieri, soprattutto nei quartieri difficili, si sta facendo. Nel progetto rientra anche Tina Montinaro. La sua presenza non è solo simbolica, ma porta in sala la memoria viva delle vittime di mafia e la forza di chi quella memoria la trasforma ogni giorno in impegno civile. Bisogna cambiare le teste dei giovani, ma bisogna cambiare anche le teste degli adulti. Io dico sempre che i nostri giovani devono essere migliori degli adulti. Questo significa non girarsi dall'altra parte, questo significa denunciare, questo significa capire, sapere che cosa è successo 34 anni fa per fare in modo che certe cose non accadano più, non solo in questa città, ma in questo paese. Parole sante, presentata a Catania la 4ª edizione del Sicilia Paddle Tour, al via sabato con 9 tappe nell'isola. Testimonia la campionessa italiana di tennis Mara Santangelo, da Dubai a Catania. Eva Spampinato. Catania diventa il punto di partenza di un viaggio che unisce sport e territorio, come una lunga partita giocata da costa a costa. È stata presentata oggi la 4ª edizione del Sicilia Padel Tour, il circuito che da sabato 11 aprile accenderà i riflettori sul padel in tutta l'isola. L'obiettivo, diciamo, che è sempre quello di crescere edizione dopo edizione, valorizzando i circuiti siciliani, magari attirando giocatori da tutta l'Italia, con la possibilità magari di poter usufruire della Sicilia, delle bellezze della Sicilia. Da Dubai alla Sicilia, testimonial d'eccezione Mara Santangelo, ex campionessa del mondo con la nazionale italiana di tennis, simbolo di grinta e determinazione, qualità che oggi passano dal tennis al padel. Sta spopolando qui
non solo in Italia ma in tutta Europa. Io che vivo a Dubai durante l'inverno, logicamente in questo momento sono scappata da quel luogo che ho altrettanto nel cuore. Anche lì è una realtà che sta spopolando perché è uno sport che aggrega tantissimo, è uno sport che è facile e creare momenti aggreganti e divertenti. Ogni anno il Sicilia Padel Tour aiuta delle associazioni benefiche proprio perché crediamo che in un certo senso lo sport debba restituire valore alla comunità. 9 tappe, una per ogni provincia, si parte da Catania per finire a Enna e poi l'ultimo set dei finalisti sarà al Mangias Torre del Barone l'11 luglio con il Master finale, con una importante novità. Entriamo ufficialmente nel circuito FITP TPRA. Diciamo che ad oggi credo non siamo più un circuito, solo esclusivamente un circuito, ma un vero e proprio movimento che unisce sport e territorio. Un salto di qualità che certifica la crescita di un torneo amatoriale che è molto più di una competizione. Musica adesso, il tour europeo del pianista Giovanni Allevi fa tappa a Ragusa. È un ritorno alla musica dopo gli anni della malattia e con le note il pianista e il compositore racconta il suo viaggio interiore. Veronica Barbarino. Io non sono qui semplicemente a farvi ascoltare la mia musica. Molto di più. Io sono qui per celebrare insieme a voi la gioia della vita. È un commovente ritorno alla musica, un concerto intimo e intenso in cui le note diventano racconto di malattia, rinascita e speranza. Il nuovo tour europeo di Giovanni Allevi fa tappa a Ragusa. Il maestro torna a premere i tasti del suo pianoforte dopo anni segnati dalla malattia, commuovendo il pubblico del Teatro 2000. Allevi, infatti, non offre solo un recital, ma condivide un viaggio interiore. Un intenso diario in musica dei suoi giorni di degenza, ricchi di angoscia, speranza, nostalgia, ma anche gratitudine per la vita. Oggi racconto una felicità ostinata di chi sceglie di vivere pienamente il presente, nonostante tutto. Emozionante, davvero. Adesso è il momento della nostra pausa, poi per il calcio il Catania che prepara la trasferta a Crotone, mentre Palermo torna in corsa per Euro 2032 grazie al rifacimento del Barbera. State con noi. Calcio, riprendono nel pomeriggio gli allenamenti del Catania. I rossazzurri giocheranno lunedì sera a Crotone. Viali, su cui si è discusso nella post partita dopo il Picerno, deve fare i conti con le squalifiche di Casasola e Jimenez. Francesco Triolo. Le voci subito zittite, il Catania va avanti con William Viali, dopo 3 giornate non aveva senso cambiare nuovamente allenatore nonostante le difficoltà mostrate nella partita contro il Picerno, nonostante una sconfitta che non è andata giù a nessuno. Il vicepresidente Grella per esempio aveva lasciato in anticipo lo stadio Massimino, ma da oggi si guarda avanti, la ripresa degli allenamenti servirà a Viali per comprendere lo stato di forma di alcuni suoi giocatori, uno su tutti forte, per il quale rispetto alla settimana scorsa potrebbero esserci dei miglioramenti, magari potrebbe anche tornare tra i convocati. La trasferta che attende il Catania lunedì in casa di un Crotone, reduce dalla sconfitta di Giuliano ma sempre in zona playoff, potrebbe essere quella decisiva per blindare il secondo posto, matematica che si avrebbe in caso di vittoria dei rossazzurri e di stop del Cosenza in casa del Picerno. A quel punto, con 2 giornate alla fine, 7 punti sarebbero incolmabili per i calabresi. Viali per la trasferta dello Scida dovrà fare a meno di 2 pedine importanti come Casasola e Jimenez, che erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti. Anche la loro sostituzione inciderà nelle scelte del tecnico per la formazione iniziale. Si gioca lunedì, c'è tempo da oggi per pensarci.
Uno stadio da 300 milioni. La Regione parteciperà al rifacimento del Renzo Barbera in vista degli Europei 2032. Altro tassello verso i lavori che permetteranno di rifare il look allo stadio palermitano. Marco Gullà. Anche la Regione Sicilia parteciperà al finanziamento dei lavori per il rifacimento dello stadio Renzo Barbera, il progetto che include non solo il rifacimento dell'impianto sportivo, ma anche la riqualificazione dell'area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Più della metà della cifra sarà messa invece a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio. La parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato. Il progetto dovrà poi essere trasmesso all'UEFA, che provvederà a verificarne la conformità ai criteri e agli standard tecnici richiesti per Euro 2032. Palermo quindi c'è e torna in corsa per essere tra gli stadi che ospiterà la competizione calcistica. Dall'altro lato, il Palermo lavora per il big match di venerdì sera allo Stirpe contro il Frosinone. Adesso o mai più, se il Palermo vorrà ambire al secondo posto, dovrà necessariamente vincere contro i ciociari. Inzaghi per il match di venerdì ritrova Rui Modesto, che ha scontato il turno di squalifica. Non ci sarà invece Jonsen, che ne avrà per altre 2 settimane. Si va verso la conferma dello stesso 11 che ha vinto nel giorno di Pasqua contro l'Avellino. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.